Sale Rosati. Secondo le modalità di cui alla legge regionale 44-37 nel rispetto della legge 20 febbraio 35 numero 206. Quanto permesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di dare atto per gli interventi relativi alle opere di culto finanziarie ai sensi della legge regionale 44-87 per l'anno 2014 è stata destinata la quota di euro 15.000, di assegnare per motivi soppresposti i contributi come indicato in premessa, di dare atto per la spesa finanziata al capitolo 2019 del bilancio di previsione 2014. Grazie signor Sindaco. Capogruppo Borini. Sì, anche in questo caso il punto era stato affrontato con la Commissione dei Lavori Pubblici, quindi la seconda Commissione. Reitero la stessa questione pregiudiziale già esplicitata in ordine al punto 5 e le chiedo di votare. Votiamo quindi la questione pregiudiziale posta dal capogruppo Borini che chiede il ritiro della delibera. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli, voti contrari? 9 voti contrari. Procediamo quindi alla discussione della delibera. Ci sono interventi? Consigliere Tonon, prego. Ricordo, volevo solo capire, qui sono 4 richieste, sono state, è stata data la risposta e assegnato il contributo a un paio di queste richieste. Siccome si votava a principio, volevo un attimo capire se ci sono delle motivazioni specifiche o sostanzialmente è una votazione che l'amministrazione comunale fissava nel tempo, quindi quali erano le motivazioni, se era consentito sottoteso. Chiara la domanda, prego Sindaco. Allora, rilevo il passaggio della delibera. È stata data priorità alla richiesta di contributi relativi a interventi di ristrutturazione e ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzando solo alla fine gli interventi eventualmente di nuova costruzione. Ci sono due passaggi. Il primo è viene mantenuta ferma comunque la prassi, quella di alternare a due le parrocchie, come è stata fatta anche nelle due delibere di giunta precedenti agli ultimi 2 anni, quindi ci sarà un ricambio nella prossima annualità. La seconda, parlo in riferimento all'intervento in Brusa di 59.000 euro, perché la parrocchia ha fatto comunque un intervento, una richiesta di stanza di contributo regionale per l'intero importo alla Regione Veneto nei termini di un intervisto di comunità, per cui è lecito attendersi che comunque arrivi dalla Regione Veneto probabilmente anche l'intero finanziamento. Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? Nessuno, astenuti? 8 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 6 voti contrari, astenuti? 2. Prima dell'ultima delibera chiedo venga prevalicato al segretario che rassegno le mie dimissioni con effetto immediato dalla carica di Presidente del Consiglio. Procediamo ora alla nuova nomina del Presidente del Consiglio. Prego, capogruppo. Sento il dovere di ringraziarti per quello che hai fatto questo periodo e ovviamente i miei ringraziamenti si uniscono anche a quelli della maggioranza. Grazie. Grazie. Prego, Siena. Capogruppo Teso, prego. Mi permetto anch'io comunicare che l'assessore Russo possa dire qualcosa, ringraziarla per il suo operato che ha svolto anche nel momento che siamo stati in maggioranza con lei e dopo. Grazie. Grazie, Presidente. Chiamato l'articolo 39 del decreto legislativo 267/2000, il quale stabilisce che nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio, visti l'articolo 19 dello statuto vigente e l'articolo 3 del regolamento del Consiglio Comunale, i quali stabiliscono che il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, eletto dallo stesso nella prima adunanza successiva alle elezioni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine del Sindaco, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 28 maggio 2012, con la quale nella prima adunanza successiva alle elezioni è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Alessandro Giusso,
Dato atto che in data 2 gennaio 2014, con decreto di nomina del sindaco pro tempore, avvocato Luciano Strilli, la consigliera Alessandra Zusso è stata nominata vice sindaco, assessore al demanio, patrimonio, ambiente e ecologia, considerato che con dichiarazione appena resa la suddetta consigliera ha presentato le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale, ritenuto necessario procedere alla elezione di nuovo Presidente del Consiglio, tanto permesso chiedo al Consiglio Comunale di deliberare di nominare il Presidente del Consiglio Comunale nella nuova persona che sarà indicata. Darei a questo punto la parola ai capigruppo per le eventuali proposte di candidatura. Io propongo di nominare il capogruppo del Consiglio Comunale Montuso, Presidente, scusate la stanchezza, il consigliere Fabrizio Montuso. Capogruppo Borino. Il gruppo propone come Presidente del Consiglio il dottor Marco Faro, che a parere di chi parla può portare senz'altro un contributo al Consiglio Comunale alla luce della sua esperienza sia come consigliere comunale che anche come consigliere provinciale, e garanzia di imparzialità e buon andamento dei lavori. Capogruppo Triso. Grazie Sindaco. Noi avevamo pensato al nome del consigliere Matteo Doligo, visto quello che aveva svolto anche negli anni precedenti, però considerando anche il numero, convergiamo comunque su quello che ha detto, sulla scelta del capogruppo Borin, e accettiamo anche noi la nomina del consigliere Favaro in qualità di Presidente del Consiglio. Si vota per scrutinio segreto la nomina del Presidente del Consiglio, quindi allora, i discutitori nominati erano Guglielmini, Bortoluzzo e Giro. Vi invito a votare e gli scrutatori provvederanno alle votazioni. Allora, Bortoluzzo Fabrizio riporta 9 voti, Marco Favaro riporta 8 voti, quindi risulta conseguentemente nominato Presidente del Consiglio e consigliere Bortoluzzo Fabrizio. Allora, quindi 11:56, non altre se non c'è a discutere di chiaro chiuso la seduta.